Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Per i sostenitori del sì è un risultato storico. Corigliano e Rossano sono da oggi una sola città, lo ha stabilito l'esito del referendum. Soddisfatto il sindaco di Rossano, schierato per il sì. Prende atto del dato invece il primo cittadino di Corigliano, schierato per il no. È nata la terza città della Calabria. Rossano e Corigliano hanno detto sì alla fusione nella città bizantina. Per la città unica hanno votato 12.715 aventi diritto, 791 i no. In percentuale il dato è di 93,80% per il sì e 5,84% i contrari. A Corigliano Calabro in 7.674 hanno votato a favore, la percentuale è del 61,36%. 4.833 i contrari, pari al 38,64%. L'affluenza alle urne è stata del 44,70% a Rossano e del 33% a Corigliano. Il sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci, pubblicamente schierato per il no, prende atto del risultato ma ragiona sui numeri. Il risultato che non va ovviamente enfatizzato perché è un risultato molto relativo. A Corigliano hanno votato 12.000 persone su un totale di elettori di 38.000. Quindi il dato non va certamente enfatizzato. Si prende atto comunque del risultato, andiamo avanti, costruiremo insieme questo progetto. Il sindaco di Rossano, Mascaro, schierato invece pubblicamente per il sì, guarda avanti e spiega i passaggi della nuova fase. Ora si passa naturalmente a quello che abbiamo detto, uno studio di fattibilità, cioè si chiamerà osservatorio, coordinamento, cabina di regia. Io non lo so, però è chiaro che dovranno essere prese in esame una serie di situazioni per poter poi arrivare all'approvazione della legge definitiva, perché stiamo lavorando su una proposta di legge, e dopodiché ci sarà la nomina del commissario. Quali sono i tempi? Non competono a me dirlo oggi, l'importante è che il progetto è stato iniziato e noi speriamo di compierlo nei giusti tempi, nei giusti modi. Dopo Lamezia Terme e Casali del Manco nasce la città di Corigliano Rossano che conta 77.000 abitanti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!